talvolta si ha la sensazione che il volontariato o le azioni che si legano al volontariato non siano sufficientemente riconosciute, non siano sufficientemente guardate con la giusta capacità di attribuire loro valore. In realtà credo che le azioni per il volontariato oggi costituiscono una delle più importanti infrastrutture sociali nel nostro paese e soprattutto in questa regione, offrendo spunti, offrendo occasioni concrete, non enunciate, di possibilità di cambiamento. Cambiamento che riguarda uno spazio, cambiamento che può riguardare alcuni approcci, alcune pratiche, cambiamenti che riguardano anche modi di osservare e di riscoprire alcune tradizioni locali. Però si tratta sempre di cambiamenti che discutono e mettono sul piatto delle occasioni di confronto, di discussione e che diventano inevitabilmente occasioni molto preziose per la coesione sociale e per il rinnovamento dello spazio, perché di fatto lo spazio ne diventa sia il supporto, ma anche di fatto ne diventa l'esito concreto, effettivo di un progetto vero e proprio. Normalmente pensiamo che la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale sia qualcosa che avviene nelle grandi città, che la metropoli sia il luogo dell'innovazione. Pensiamo sempre a Milano, Berlino, Londra, quando pensiamo alla rigenerazione e all'innovazione. O che questa sia frutto comunque di grandi progetti portati avanti da grandi istituzioni, da grandi soggetti privati. Con questo progetto Tutta mia la città invece abbiamo provato a mostrare, e questo a me interessa molto, visto che io sono un urbanista e mi occupo di città e di territorio, abbiamo voluto mostrare come la rigenerazione e l'innovazione in una città come la nostra, in un territorio come il nostro, in una regione come il nostro, qui nel Veneto, ecco, tutto questo, rigenerazione e innovazione, sia qualcosa che avviene, può avvenire e già avviene in maniera diffusa, distribuita sul territorio. Qui nel Veneto non abbiamo solo una grande metropoli che può essere il motore di tutto, abbiamo tante diverse città, tanti piccoli centri, anche piccolissime frazioni dove diverse associazioni di volontariato si impegnano e dove vivono diversi appunto, gruppi e associazioni e che cercano lì dove abitano di attivare processi di innovazione e di rigenerazione. Qui siamo al Giardino Magenta. In questo parco, che è un giardino botanico, dagli ultimi 5 anni abbiamo organizzato eventi e iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e le nostre persone che vengono ai nostri eventi sull'importanza di avere luoghi con un alto tasso di diversità biologica. Questo che c'è qui attorno appunto è un'ex pista di macchinine che è stata completamente riqualificata in 25 anni di lavoro e adesso è un luogo accogliente. Quando abbiamo visto questo posto per la prima volta era un parco chiuso fondamentalmente, infatti è recintato anche per preservare un po' la particolarità del luogo, nel senso che non è il classico parco pubblico come possiamo trovare nelle nostre città, ma un giardino, vuole essere innanzitutto un giardino botanico che preserva le specie di questo posto. E nasciamo proprio come associazione che ha la voglia di buttare dentro, passatemi il termine, persone giovani ma anche non necessariamente, e far conoscere e vivere questo spazio, un po' come valvola di sfogo all'interno della città di Villafranca. Noi come associazione appunto sono 25 anni che gestiamo questo posto che una volta non c'era niente, c'era tutta una massicciata, erbacce, rifiuti, non c'era niente. Piano piano abbiamo iniziato e abbiamo appunto abbiamo deciso di fare quest'area proprio, di tenerla al naturale.
5 anni fa ci sono stati i ragazzi del Boscov che sono entrati e che ci hanno fatto la proposta di far conoscere di più il posto a tutti, con eventi, concerti, cene, cinema, eccetera. Inizialmente c'è stata anche una forte discussione nel nostro gruppo, ma discussione anche dura a tratti, perché qualcuno voleva assolutamente tenerla così al naturale. Insomma, alla fine abbiamo deciso di aprirci ed è stato un bene, insomma, anche perché sono venute tante più persone, il posto è più frequentato, è più conosciuto ed era alla fine è quello il nostro obiettivo. Sono il presidente della Onlus Spiritus Mundi, è una Onlus nata nel 2015-2016 con l'obiettivo di riforestare la pianura padano-veneta. Il nostro obiettivo nasce dalla volontà di alcuni amici che come si sono raggruppati intorno a questo sogno e quello che vorremmo fare è rendere un bosco per ogni comune. Questo è il nostro sogno un po' utopistico. Un po' alla volta ci stiamo riuscendo. Consolidare un progetto, un format chiamato Il Bosco Vivo, che è andato a concretizzare 3 aree boschive, una a Casalserugo, una a Polverara ed una a Ponte San Nicolò a Roncaiete nello specifico. Il prossimo autunno vedrà coinvolti altri 4 paesi della provincia di Padova e altri 2 la primavera prossima. Quello che ci offre un bosco come questo non è certo profitto economico, ma sono servizi ecosistemici. Si parla appunto di un restauro ambientale fondamentalmente. Io penso che ultimamente vedo tanti bambini che nascono già con delle problematiche e tutte queste malattie, anche tanti morti di tumore, anche mio padre è morto di tumore e penso siano dovuti proprio al fatto che viviamo in un posto super inquinato che davvero non so come spiegare adesso, ma abbiamo bisogno di fare un passo indietro fondamentalmente, di tornare al contatto con la natura di cui facciamo parte. Il nostro impegno, sia mio e del mio compagno, è quello di dare supporto per quanto riguarda piantare proprio le piante insieme ai cittadini o comunque dare visibilità alla Onlus. Lei è stata fin dall'inizio parte di noi in tutti i sensi, perché ci sono delle foto scattate proprio in questo settore quando lei era ancora in pancia. La nostra speranza è quella da genitori che quando lei sarà grande veda questo bosco crescere sempre di più, anzi lo vedrà ancora più grande, sia questo che l'altro che è stato realizzato a Roncaiete, un paese qui vicino, ed è un posto al quale noi siamo legati non solo da un punto di vista abitativo ma anche proprio alla terra e alle piante. Per definire la destinazione di questi luoghi abbiamo portato avanti un percorso partecipato che ha previsto l'incontro con molti cittadini, con molte delle associazioni del territorio, in modo da raccogliere le idee per poter rigenerare questi luoghi. Uno degli elementi importanti di questo progetto è ovviamente l'ambiente. Per il futuro e del presente dei bambini, questo parco avrà come destinazione principale l'essere un parco giocabile. L'altro elemento significativo di questo quartiere è la piazza. La piazza di per sé è un luogo di aggregazione, invece questa piazza è essenzialmente un luogo di passaggio. La rigenerazione urbana non è fatta solo di luoghi, è fatta soprattutto di persone che partecipano, che si prendono in carico della soluzione dei propri problemi e che trovano nella occasione di lavorare assieme, nell'occasione di portare avanti un progetto di rigenerazione urbana, l'opportunità per ricreare dei legami. Quindi la rigenerazione si ha quando si crea uno spirito di comunità.
Questo termine, rigenerare, rinvia anche l'idea appunto di dare nuova vita a luoghi che non ce l'hanno, a luoghi che l'hanno persa. Se qualche anno fa parlavamo piuttosto di riusare i luoghi o recuperare, oggi usiamo il termine rigenerare o riciclare perché a volte abbiamo proprio la sensazione che ciò che manca, come dire, è la forza sociale e l'attività economica anche da mettere dentro ai luoghi. Faccio un esempio che forse può aiutare a capirci. Fino a qualche decennio fa potevamo dire che se chiudeva un negozio, potevamo aspettarci che nel giro di poco quel negozio sarebbe stato più o meno velocemente riusato da qualche altro negoziante. Non so, se ne andava in pensione un panettiere e sarebbe arrivato un altro panettiere. Quello è quello che chiamavamo sostanzialmente un riuso. Negli anni recenti sempre più ci rendiamo conto che questo purtroppo avviene sempre più difficilmente e dobbiamo immaginare invece appunto qualcosa di nuovo, perché appunto non è sempre possibile riusare, ma bisogna in qualche modo reinventare, in questo senso rigenerare o riciclare. Ecco. Come vedete è un vecchio fabbricato delle Ferrovie dello Stato, non più utilizzato, che grazie a questa operazione può trovare una nuova vitalità. Si trova in un punto strategico della città, uno snodo importante tra la ferrovia, abbiamo in questo caso Adria è punto capolinea tra il collegamento Adria-Venezia ed è punto mediano tra il collegamento Rovigo-Ferrovia e Chioggia. Quindi si trova dal punto di vista strategico in una collocazione ottimale per diventare punto di riferimento e polo per la mobilità lenta. E il fulcro chiaramente è la bicicletta, il nome anche lo richiama, lo stallo, no? Un posto dove non solo la bici diventa uno strumento anche per incontrare e per rivedere, riragionare sulla propria città. Quindi uno spazio fisico dove noi abbiamo proposto, insomma, l'idea era anche di fare conoscere la bicicletta sotto tanti aspetti, sia sul funzionamento basico, cosa vuol dire andare in bici quotidianamente e nel tempo libero, che è un po' appunto la mission, diciamo, di FIAB, ma anche e soprattutto parlare di come funziona la bici, quali sono gli effetti che dà la bicicletta in un ambito urbano. All'interno di questo bando noi ci siamo occupati di mappare la zona in modo che un cliente ultimo, diciamo, possa entrare all'interno di un'applicazione e scegliere i vari punti di destinazione e quindi poter scoprire in una maniera un po' più lenta il nostro territorio, e sicuramente i mezzi migliori per poterlo andare a scoprire sono la bicicletta e l'andare a piedi. Dopo abbiamo voluto, diciamo, e siamo riusciti a finanziare questa bicicletta cargo con l'intento di poter aiutare delle piccole attività della zona, però arrivare in una maniera diversa, non con la consegna in furgone che inquina, che non va a sfruttare bene tutti i volumi che portano, e fare una consegna più felice, più sorridente, più lenta, ma sicuramente più ben fatta e comunque economica ed ecologica. Il territorio non offre o offre pochi spazi per dare voce ai giovani. Infatti abbiamo deciso di unire le forze assieme ad altre 2 associazioni per proporre un progetto unico al Comune di Mirano, cioè quello di aprire un centro giovanile, dove appunto proporre incontri, eventi e laboratori per coinvolgere soprattutto la fascia giovanile del territorio. Il progetto, diciamo, ha previsto diverse azioni e quasi tutte contenevano, diciamo, il raggruppare delle persone e creare dei laboratori finalizzati al miglioramento fisico dello spazio, ma essendo anche laboratori, diciamo, che prevedevano il fare insieme,
Questo ha anche contribuito ad aumentare la coesione sociale e la voglia di prendersi cura del giardino. Nell'idea di Sardelium abbiamo proceduto con 2 workshop principalmente. Uno che ha visto il format nostro abituale di costruzione degli arredi su progetto di Enzo Mari, quindi sedie e tavoli che poi sono rimasti nel giardino e che erano il simbolo della convivialità, e questo workshop ha visto le persone lavorare gomito a gomito. Il secondo workshop invece è stato un po' più complesso. Se il primo è un laboratorio di semplice autocostruzione, il secondo è un laboratorio che riguarda un processo progettuale. Cioè si è cercato di fare un progetto che prevedesse degli interventi tipicamente riconducibili all'urbanistica tattica, cioè interventi facilmente realizzabili dalle persone, rimovibili, e l'idea è stata di dipingere il pavimento del giardino con un grande ramo di foglie che sforava dall'ingresso del giardino verso la strada, proprio idealmente per creare questo contatto fra il giardino e la città. Nel XV secolo i veneziani erano insediati qui, molte famiglie, nel nostro territorio, e tutta la zona del Montagnanese era obbligata alla coltivazione della canapa con controlli strettissimi nelle consegne, e tutti quelli che avevano degli animali erano obbligati a coltivare la canapa. Questa canapa poi, attraverso il Fiumicello, attraverso il Frassine, arrivava a Este, poi a Padova e poi a Venezia, per la fabbricazione di vele e cordami per la flotta navale di Venezia. In questi ultimi anni la nostra attenzione e il nostro interesse si è rivolto proprio al recupero e alla valorizzazione di quello che è stata la nostra tradizione proprio negli anni passati, in modo da valorizzare tutte le fatiche, gli sforzi che ha fatto la popolazione dagli anni 20 agli anni 50, e quindi abbiamo inserito anche proprio nel nostro statuto come obiettivo la valorizzazione del territorio, ed è per questo che è nato questo Museo della Canapa. È chiaro che queste azioni, queste esperienze consegnano alla propria città la possibilità di poter continuare su quel solco. Hanno dimostrato che la rigenerazione urbana, nei punti che hanno evidenziato, diventa un terreno fertile su cui costruire un'immagine, una visione per il futuro. E credo che questo sia un aspetto straordinario, soprattutto in questa fase storica entro la quale viviamo. E chiaramente questo, sia dal punto di vista dell'azione concreta sul proprio territorio, è un aspetto importante, ma è anche un aspetto importante per chi studia e continua e ha voglia di studiare la città. Tutta mia la città è un progetto molto interessante, voluto e accettato dal CSV di Venezia, insieme ad altre province della regione del Veneto, quali Vicenza, Padova, Rovigo e Verona. Cosa sono i CSV? Cos'è il CSV? Centro di Servizi del Volontariato. Esiste ormai da parecchi anni questo Centro di Servizi del Volontariato, voluto dalle leggi dello Stato, che permette alle varie associazioni di avere dei contributi
per varie attività, per il benessere psicofisico degli anziani e dei giovani. La nostra associazione, che è la Casa dei Sentieri dell'Ecologia Integrale, insieme a Legambiente Vicenza, ha un po' costruito il progetto I Saperi del Fare, proprio per puntare su alcune che sono le finalità della nostra associazione, che partono soprattutto da che cosa? Dal Laudato Si di Papa Francesco, per dare spazio appunto a tutte le questioni legate alla terra, all'amore della terra, per quanto riguarda la parte alimentare, quindi i prodotti agricoli, ma anche l'avvitare il nostro territorio, il nostro ambiente, con la rivitalizzazione di alcuni saperi che vengono portati avanti nel tempo, senza dimenticare però come oggi vengono vissuti. E quindi in questo progetto abbiamo lavorato moltissimo con cooperative, associazioni e gruppi della nostra zona o della nostra provincia che hanno gli stessi obiettivi e la stessa passione per appunto i saperi del fare, della terra e della cultura in senso ampio. Noi abbiamo colto l'occasione di questo progetto per cercare di dare ancora più forza alle attività che facevamo, cercare anche di fare rete con tante realtà attorno a noi nel nostro territorio. Abbiamo presentato il progetto assieme a Legambiente Vicenza, ma in verità in tutti i progetti che abbiamo portato avanti con i Saperi del Fare abbiamo cercato di intessere dialoghi, relazioni con altre associazioni, altre realtà, altre persone interessate ai nostri stessi temi. Non a caso l'ultimo proprio progetto che abbiamo seguito con i Saperi del Fare è stato un trekking ecologico che è stato organizzato grazie ai Saperi del Fare l'anno scorso, 3 giorni di cammino in questi territori da Montecchio Maggiore fino a Isola Vicentina, con 30 persone che camminavano con delle riflessioni lungo il cammino. Ecco, possiamo dire che questo progetto ha aperto anche delle nuove prospettive. Quindi diciamo che i Saperi del Fare ci ha permesso un po' di spaziare su tanti campi diversi, il mondo delle imprese, il mondo dei giovani, il mondo dell'alimentazione, il mondo del riciclo, e questo ha permesso anche di dare un'idea di un'associazione che a 360 gradi si muove sui temi dell'ecologia integrale e di un luogo che può diventare una fucina, un fulcro di cultura su questi temi. Insieme a Gianfranca appunto abbiamo collaborato nell'organizzazione di questo piccolo festival di 2 giorni in questo luogo di Vicenza che ha grossi problemi di sicurezza, di spaccio di droga, di tossicodipendenza e così via. E questo evento è stato accettato con piacere dai cittadini e dalla città perché appunto uno dei modi per ridurre il danno, non risolvere il problema perché risolverlo non è facile, però già insomma ridurre il danno è di portare la vita, di portare eventi, di portare vita, portare i cittadini anche a vivere il parco, cosa che ormai insomma non lo faceva più la gente insomma della città. E quindi abbiamo provato ad attivare un festival provando ad andare a scardinare proprio queste visioni e così abbiamo provato a fare dei laboratori con i ragazzi, con le persone che si sono dedicate a questo festival, però rimane sempre un'azione che è ritagliata, seppur importante, in uno spazio temporale molto ristretto. Invece sarebbe bello e molto importante se si riuscissero ad attivare delle continuità per questo tipo di azioni in questi luoghi.
Questo luogo, sede appunto del mercato coperto, ha delle grandi potenzialità in termini di aggregazione, perché secondo noi e anche secondo i rodigini, sulla base di un'indagine che abbiamo svolto un paio d'anni fa, avrebbe le potenzialità per essere uno spazio aggregativo, per essere e vivere della dimensione di piazza, ma nel corso degli anni si ha ridimensionato il valore aggregativo in funzione di uno spazio, di una identità principalmente commerciale. Ci siamo chiesti come allestire e organizzare in questo spazio delle attività, delle iniziative che avessero una valenza e una capacità di richiamo anche sociale per la nostra città, per diverse fasce d'età. Per noi è stata quindi l'occasione di intervenire proponendo una serie di interventi che andassero a rilanciare e a ripensare quello che poteva essere la fruizione del luogo attraverso modalità alternative appunto di quello che si poteva fare al suo interno, visto le grandi possibilità che lo spazio concede. Abbiamo quindi proposto interventi laboratoriali con adulti e bambini e successivamente anche interventi di cinema all'aperto o mercati dell'handmade. Ci siamo accorti in realtà che nonostante la piccola città di provincia si lamenti dell'assenza di attività e di proposta di culturale, quando poi gli viene fornita la possibilità di andare a sfruttare uno spazio come avviene in città metropolitane, vince il timore, vince la paura di andare ad usare quello spazio, a renderlo proprio e a fruirlo. La danza in urbano è portare in anfratti, in spaccati della città un corpo o più corpi che danzano lo spazio. Il performer che lavora nello spazio fisico della città adatta il suo lavoro a una prospettiva a 360 gradi, a uno scenario che è quello della città, che è uno scenario urbano, e dialoga con il pubblico in una maniera completamente diversa da quella che si usa a teatro. Non c'è più un confine così marcato fra il performer e lo spettatore, il tutto avviene per strada, per cui l'approccio con l'opera che si va a vedere e lo spettatore è un approccio molto più diretto, molto più corpo a corpo, mi verrebbe da dire. Questo tipo di pratiche e di attività concorrono alla riscrittura e alla possibilità di formare nuovi immaginari per questi luoghi. E sarebbe fondamentale iniziare a avere una prospettiva per il futuro in cui più eventi nello spazio pubblico vengano supportati, proprio perché questi danno poi la possibilità di rendere questi spazi anche più sicuri, proprio perché più frequentati, più considerati dalla popolazione che appunto li può usare anche in maniera, diciamo, non durante un festival, ecco, nella vita quotidiana. A valle di questa esperienza credo che si possono riconoscere alcune categorie entro le quali collocare queste azioni pilota, come sono state chiamate. Da un lato vi sono degli approcci molto legati all'ambiente, allo spazio, all'identità e alla riscoperta di una cultura locale forte che si lega all'ambiente. Dall'altro ci sono state azioni che invece hanno cercato di riscoprire alcune pratiche sociali che di fatto magari non erano particolarmente evidenti, oppure hanno cercato di valorizzare per esempio
la mobilità attiva all'interno dei contesti, quindi l'uso della bicicletta, l'uso di un muoversi sostenibile all'interno del territorio. Altri invece hanno giocato maggiormente sulla dimensione temporale, sulla temporalità, un'azione legata ad un tempo molto breve, molto compatto, che ha interessato alcuni spazi, ha comportato degli effetti significativi di riscoperta di alcuni luoghi all'interno della città più consolidata e anche di spazialità invece più esterne. Di fatto però ciò che accomuna in modo molto evidente queste azioni sono state da un lato le visioni che i singoli gruppi hanno portato con sé. Visioni temporali sul breve e sul lungo periodo, che però di fatto complessivamente, se rilette nel loro insieme, danno una prospettiva concreta al futuro di questa regione. Guardando i fiumi, guardando il mare, guardando i territori, hanno assolutamente bisogno di interventi di rimessa a posto per i giovani futuri, perché dobbiamo dare ai giovani le città, i territori, le acque, i fiumi, tutto quanto in maniera pulita per riuscire a vivere meglio. Però secondo me i giovani sono quelli che devono dare assolutamente l'input, l'inizio di tutto. Senza voler male a noi anziani, dobbiamo avere il coraggio di guardare e di dire a loro: andate avanti voi.